col professor Luca Trevisan. Però prima vi dico una cosa. Troverete all'uscita dei rappresentanti del FAI che vi chiederanno di sottoscrivere un'iniziativa che stanno portando avanti relativa al recupero di documenti importantissimi conservati al monastero di Santa Croce a Campese. Stanno raccogliendo delle firme per accedere a dei finanziamenti ministeriali che contribuiranno a pagare i restauri di questi documenti. Come sapete, il FAI, anche in occasione delle giornate di primavera, hanno sposato con molta intensità l'iniziativa di Campese per farlo risorgere, soprattutto per riuscire a recuperare situazioni che magari nel tempo sono state abbandonate. Quindi vi preghiamo veramente, se potete aderire all'iniziativa. Quando uscite troverete delle persone, in questo vi porto il saluto della Presidente del FAI e direi è gradita la vostra presenza. Più firme raccogliamo meglio è, perché allora i finanziamenti del Ministero riusciremo sicuramente a riceverli. Allora, questa sera abbiamo con noi il professor Luca Trevisan. Il tema della sua conferenza è relativamente all'argomento palladiano. Lui è uno specialista soprattutto su questi argomenti. Il titolo è Modelli di pietra e di carta, Palladio e il palladianesimo, e sono le considerazioni che lui vi porterà alla ribalta. Ve lo presento per chi non lo conoscesse. Luca Trevisan è accademico olimpico ed è ordinario e dottore di ricerca in storia dell'arte presso il Dipartimento Cultura e Civiltà dell'Università di Verona, dove svolge attività di ricerca fin dal 2005. È attualmente docente di scuola superiore, insegna storia dell'arte e dell'architettura presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, è socio onorario del Club UNESCO, membro del comitato scientifico della Fondazione di Storia di Vicenza e del comitato di gestione del Museo Diocesano di Vicenza. Il suo campo di ricerca è la storia dell'arte e dell'architettura veneta, e nello specifico ha concentrato molti dei suoi studi su Palladio, Scamozzi, l'architettura vicentina del Seicento, la civiltà della Villa Veneta, il palladianesimo. Ha curato e collaborato a mostre, partecipato a convegni, si occupa inoltre di storia della montagna vicentina. È autore di un centinaio di pubblicazioni, tra cui ricordiamo le importanti monografie Le ville di Andrea Palladio, pubblicato a Vicenza nel 2012, Arte, architettura e paesaggio nel 2016, e il recente Eredità e futuro, il complesso di Villa Loschi, Zellere e Motterle della metà del Settecento a oggi, edita nel 2023. Gli diamo il benvenuto e buon ascolto a questa conferenza. Allora, anzitutto grazie infinite Mario per questa tua presentazione, ma soprattutto anche per l'invito ad essere qui stasera. Ringrazio la direttrice, ringrazio la dottoressa Boso e ringrazio poi soprattutto tutti voi che avete scelto di essere qui questo pomeriggio. Spero si senta abbastanza bene. Cerco di non toccare il microfono eventualmente. Allora, devo dire che il tema di cui mi è stato chiesto di occuparmi, il palladianesimo, è un tema sufficientemente vasto da destare non poche preoccupazioni per uno che deve cercare di parlarne per un'ora all'incirca. Ed è evidente che questa conferenza, queste considerazioni, così ho voluto titolare insomma questo intervento, queste considerazioni che presenteremo questa sera non possono che essere in qualche misura incomplete. Ecco, noi facciamo una selezione di un percorso cercando di ravvisare quali possono essere le tangenze tra gli aspetti del palladianesimo che noi ritroviamo in giro non solo per la nostra regione,
non solo per l'Italia, ma letteralmente in giro per tutto il mondo, e anche qui in qualche modo c'è stato l'obbligo di fare una selezione, quindi approfondiremmo soprattutto il mondo anglosassone e poi il mondo degli Stati Uniti d'America, dove lo stile palladiano ha avuto e ha tuttora un'incidenza fortissima, e ci accorgeremo per l'appunto di quali sono, dicevo, le tangenze tra queste espressioni del palladianesimo che noi ritroviamo in giro per il mondo e il linguaggio, il messaggio che ci ha lasciato in eredità appunto Andrea Palladio. Allora è evidente che in questa narrazione non si possa non partire da questo quadro, che è un quadro veramente emblematico, e poi lo riprenderemo in mano tra qualche istante, però è evidente che questo, che è un quadro di Francesco Zuccarelli, che si trova al Museo delle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, fa parte della collezione della Banca Intesa. È un quadro, lo vedete alla metà, datato alla metà del Settecento, è un quadro però parlante, è un quadro allegorico, e qui per in qualche modo inquadrare il dettaglio più significativo di questo dipinto, vediamo raffigurato Andrea Palladio che virtualmente incontra un architetto che è Inigo Jones, architetto del Seicento, che proprio all'inizio del 1600, nel 1614, va a Vicenza, e a Vicenza incontra Vincenzo Scamozzi, che in qualche modo gli introduce Andrea Palladio, gli presenta l'opera di Andrea Palladio. Non può presentarglielo ben inteso di persona, lo Scamozzi a quell'epoca era già piuttosto avanti negli anni, sarebbe morto 2 anni più tardi, nel 16. Andrea Palladio era già morto da diversi decenni, perché muore nel 1580. È quindi una sorta di incontro simbolico che lo Zuccarelli registra alle porte di una Vicenza anch'essa in parte registrata con profonda aderenza al vero, e però in parte anche con qualche licenza poetica. La rotonda, la famosa Villa Palladiana che vediamo lì sulla sinistra, è in realtà del tutto decontestualizzata rispetto alla zona dove essa si trova realmente. E questo in qualche modo è un momento cardine per il palladianesimo, perché questo incontro, che è un incontro, se vogliamo, virtuale, però significativo per Inigo Jones, questo incontro con Palladio sarà in qualche modo l'inizio di un destino, perché Inigo Jones decide da quel momento in avanti di votare se stesso proprio agli studi dell'architettura palladiana, e le progettazioni che Inigo Jones farà non appena rientrato in Inghilterra saranno profondamente ispirate appunto al linguaggio palladiano. E se noi andiamo a registrare anche 2 dati figurativi, questi 2 ritratti di Andrea Palladio e di Inigo Jones, per l'appunto, vediamo come nel quadro dello Zuccarelli ci siano proprio delle attenzioni nella restituzione dei tratti fisionomici delle 2 figure, che conosciamo in virtù appunto di questi ritratti. Quello di destra, che ci mostra Inigo Jones, è una copia Anton van Dyck, e siamo alla metà del Settecento in questa coppia, mentre quello di sinistra è un dipinto che si trova in una collezione privata vicentina e raffigura Andrea Palladio, e questo volto in qualche modo diventa iconico, perché poi lo ritroveremo riprodotto con queste fattezze anche in altre circostanze. Però una cosa è significativa e va sottolineata. Se ci avete fatto caso, nel dipinto che abbiamo convocato in esordio, vedevamo questo incontro tra Inigo Jones e Andrea Palladio. La terza figura è il conte di Arundel, che aveva accompagnato per l'appunto Inigo Jones nel suo viaggio in Italia, e quell'incontro vede le 2 figure che in qualche modo scambiano delle parole, sono intente in una conversazione. Andrea Palladio tiene in mano un volume, è evidentemente il suo trattato, i 4 libri dell'architettura, di cui qui vediamo il frontespizio, mentre Inigo Jones tiene in mano dei disegni, delle carte progettuali.
Sappiamo che fu proprio Vincenzo Scamozzi a dare una copia del trattato palladiano di Inigo Jones e poi a fare in qualche modo da intermediario per l'acquisto dei disegni palladiani, tant'è vero che oggi il nucleo più consistente dei disegni palladiani si trova a Londra, al Royal Institute of British Architects, e sono giunti appunto in Inghilterra attraverso Inigo Jones. Quindi il trattato, i disegni, ma il trattato soprattutto, diventano lo strumento in qualche misura fondamentale per la diffusione di questa nuova lezione architettonica, quella palladiana. Però è evidente che se noi vogliamo intendere che cosa avviene nel mondo dopo l'uscita di scena di Palladio, dobbiamo cercare di capire che cosa Palladio ha lasciato, sia in termini di architettura eseguita, sia in termini di idee di architettura. Ecco perché il titolo di questo intervento è Modelli di pietra e modelli di carta, perché in qualche modo Palladio ci lascia un'eredità importante, che sono i suoi edifici, è evidente, ma vi sono tante idee, anche tante rivisitazioni a posteriori, perché non dimentichiamocelo, i 4 libri dell'architettura, il trattato che Palladio ci consegna, non ci mostra i suoi progetti, ma ci mostra semmai una rivisitazione a posteriori per delle finalità editoriali di quello che lui in qualche modo aveva progettato nel corso della sua attività. Quindi è una sorta di idealizzazione di un'idea che doveva nella pratica adattarsi al contesto della città. Non c'è forma d'arte più concreta dell'architettura, perché l'architettura è lo spazio dell'abitare, quindi deve dare una risposta concreta alle esigenze del vivere quotidiano. Mentre dal punto di vista della divulgazione, ecco allora il trattato, la teoria, lì sì che Palladio può letteralmente dar vita ad una riflessione diversa e in qualche modo regolarizzare ciò che nella pratica non è regolare, idealizzare ciò che nella pratica è diverso. Ed è bellissimo vedere come Palladio creda fortemente in questo e crede nell'idea di promuovere se stesso. Guardate che quando noi eravamo più giovani e magari presentavamo un nostro curriculum nella speranza di essere magari assunti da qualche parte, è evidente che nel nostro curriculum cerchiamo di presentare nel migliore dei modi noi stessi e quello che sappiamo fare. E Palladio è evidente che nel suo trattato cerca di promuovere se stesso, non tanto per avere delle ricadute in termini di commissioni, quanto piuttosto per lasciare un segno tangibile, una vera e propria eredità nella sua lezione che altri architetti in futuro avrebbero potuto in qualche misura sposare. Tant'è vero che, e vi leggo le parole del proemio, cioè l'inizio di questo suo trattato, e la cosa bellissima è che Palladio inizia con una grandissima bugia, perché lui scrive: "Da naturale inclinazione guidato mi diedi nei miei primi anni allo studio dell'architettura". E già qui è una balla grande, bella e buona, perché nei primissimi anni lui esce da una bottega da una famiglia non certo votata alle arti, e il padre ha l'intuizione di mandarlo a lavorare in una bottega di un lapicida padovano, proprio perché la città di Padova aveva subito grandi danni durante lo scoppio della guerra di Cambrai, e i vari bombardamenti subiti dalla città fanno intuire al padre di Palladio che proprio lì in quel contesto, questo giovane fanciullo, se avesse imparato l'arte del lapicida, avrebbe avuto di che lavorare. Perché io credo che insomma, no, noi come le persone vissute secoli fa abbiamo più o meno le stesse speranze che i nostri figli possano trovare un lavoro, metter su casa, magari darci, che ne so io, dei nipotini, e immagino l'idea che probabilmente aveva anche il padre di Palladio. Quindi non è vero che Palladio inizia dai primissimi anni a dedicarsi all'architettura. E perché sempre, continua a scrivere, fui di opinione che gli antichi romani, come in molt'altre cose, così nel fabbricar bene, abbiano di gran lunga avanzato tutti quelli che dopo loro sono stati, mi proposi per maestro e guida Vitruvio. E quindi inizia a dire che fin da subito lui prende Vitruvio come un modello, un punto di riferimento. Beh, è evidente che Vitruvio è realmente un riferimento forte per Palladio, ma ci arriva dopo, ci arriva
con l'avanzare degli anni e con il progressivo ingresso nella disciplina dell'architettura. Ma la cosa fondamentale, e questo è il motivo per cui mi son fermato su questa slide e che leggiamo in realtà con grande velocità, è capire qual è quel contesto sociale, economico, quel tessuto in qualche modo connettivo nel quale Palladio si muove, vive, quella Vicenza in sostanza del Cinquecento che a detta dei visitatori, queste sono le parole di Leandro Alberti, un umanista del Cinquecento, scrive: "Sono gli uomini di essa città di vivace ingegno e di grande ardire et molto disposti alle lettere, all'armi e ai trafichi. Vivono molto civilmente e vestono onestamente e di continuo radunano ricchezze." E poi Palladio proprio nel suo trattato che parla di Vicenza come di una città di ricchezza assai abbondante. E questi sono poi quello di sinistra è il testo di Leandro Alberti, quello di destra invece è un altro testo particolarmente significativo di Franz Schott, un giurista nonché viaggiatore fiammingo, che è stato italianizzato in Francesco Scotto, scrive questo interessantissimo itinerario, ovvero nuova descrizione dei viaggi principali d'Italia, perché quest'uomo ha l'avventura di viaggiare moltissimo in Italia, ma si ferma anche a Vicenza ed è ciò che a noi interessa particolarmente da vicino, perché alla fine del Cinquecento, quando lui transita per Vicenza, così la descrive: "Vi si contano 40.000 anime con gli borghi ed è piena di superbi e nobili palazzi di architettura moderna." Sono evidentemente quelli di Palladio. "Si dilettano i vicentini d'andar per il mondo, così per provecchiarsi, come per imparar belle creanze. Perciò, ritornati a casa, vivono con ogni sorte di splendore e polizia, così in casa come fuori, vestendosi superbamente, così gli uomini come le donne, e tenendo molti servitori, il che ponno ben fare, essendo ricchissimi. Sono molto amatori de forestieri e alloggiano liberamente con ogni sorte di regalo gli ospiti ed amici conosciuti da loro altrove, incontrando anche volentieri l'occasione d'alloggiare i gran principi. L'arte della lana fa gran faccende dentro e fuori della città e i suoi panni sono stimatissimi per bontà e per bellezza. I vermi della seta vi fanno benissimo e perciò vedonsi per tutto di quegli alberi detti morari che li nutricano, di che i paesani ne traggono l'anno più di 500.000 scudi, distribuendo la seta ai mercanti, alle fiere di Alemagna e dei Paesi Bassi, molti dei quali per questo traffico sono divenuti ricchissimi. Si cava qui la terra bianca che si adoba, eccetera, eccetera. Ci son tante attività, quindi le miniere d'argento, di ferro, le cave di pietra, il traffico di legname. Guardate questo schema, ci fa capire l'andamento demografico. In alto abbiamo proprio Vicenza, ma sotto, per avere un debito confronto, ci sono altre città della Repubblica Veneta e se guardiamo la popolazione di Vicenza della fine del 5, inizio 600 è superiore addirittura a quella della città di Padova. Poi c'è un forte declino, la peste sappiamo che dimezza la popolazione e ancora alla metà del '700 la ripresa demografica non si è rappresentata. Quindi vedete perché questi dati? Perché questi dati sono significativi? Questo è un dettaglio poi della pianta angelica redatta intorno al 1580 che costituisce una fotografia meravigliosa di quello che rimane a Vicenza alla morte del Palladio. E vedete che ci sono alcune zone della città che presentano numerosissimi mulini con tutte queste ruote che mettono in azione i filatoi e Vicenza, come ben sappiamo, insieme anche a Verona, era una delle grandi capitali nella produzione serica. Questo è significativo, questi dati mi sono stati forniti da Edoardo Demo che si occupa è uno storico economico e si occupa esattamente di questi temi, e questo è ben significativo per intendere non solo il giro di denaro, l'abbiamo capito perché a più riprese ci dicono: "Sono ricchissimi", ma anche per capire che cosa permette alla popolazione vicentina del Cinquecento di sostenere delle imprese edilizie di grandissimo respiro. Perché i palazzi palladiani, tanto imponenti e meravigliosi, costano anche molti soldi. E se questo è possibile è proprio in virtù di quello che anche questo schema riassume
in maniera incredibile, ed è una fotografia che ho fatto al Palladium Museum, perché se voi entrate nel museo salendo la scala, intelligentemente in un pianerottolo hanno messo questo disco con tutti gli stemmi delle famiglie vicentine, e quelle linee sono sostanzialmente i traffici economici, cioè il commercio prevalentemente della seta che queste famiglie avevano in Europa. Guardate, li ritroviamo veramente nelle città più importanti d'Europa: Londra, Anversa, Francoforte, Norimberga, Bolzano, Ginevra, Lione, Parigi, eccetera, eccetera, insomma. Quindi c'è forte movimento di denaro che permette a certi palazzi, pensiamo al superbo progetto del Palazzo Thiene, che è questo che stiamo vedendo, di cui viene poi realizzato solamente un frammento, se vogliamo, del palazzo che doveva essere veramente più esteso. Però veramente c'è la possibilità per Palladio di dar vita ad un'architettura tutt'affatto nuova. Ed è soprattutto nell'architettura di villa che Palladio, come dire, dà testimonianza di un modello completamente innovativo, che da un lato assolve all'esigenza di decoro, di esibizione dello status, di rappresentanza, se vogliamo, per il committente, nel momento stesso in cui però assolve a quelle esigenze di funzionalità che un'azienda agricola, perché queste ville questo erano, delle aziende imperniate proprio nelle varie pendici territoriali della campagna veneta, queste aziende agricole dovevano effettivamente essere dei luoghi produttivi, tant'è vero che in queste ville non mancano mai i gelsi, i cosiddetti morari, proprio per l'allevamento dei bachi da seta, che poi venivano il filamento veniva portato nelle città, e l'abbiamo visto, quelle ruote dei mulini che azionavano i filatoi per la produzione di queste sete, che diventano veramente concorrenziali con le sete prodotte per esempio nelle Fiandre. E allora inizia la campagna veneta ad ingemmarsi di questi edifici, di queste ville, che mettono sempre in connessione l'universo, diciamo così, del padrone, cioè la palazzina padronale, con l'universo rurale circostante attraverso un perno che è determinante. La loggia della villa palladiana diventa il fulcro di connessione tra l'architettura vera e propria e diciamo così, la campagna antropizzata che sta attorno alla villa. Ecco che allora proprio sulla loggia Palladio spende le più interessanti riflessioni, più ancora di quanto non faccia per quanto riguarda la definizione del salone di rappresentanza. E queste sono le prime ville in qualche modo che lui realizza. Quella di prima era la villa Pisani a Bagnolo, questa è la villa Saraceno a Finale di Agugliaro. Biagio Saraceno era un importantissimo mercante di sete. E vedete che queste logge a 3 fornici sentiranno presto l'esigenza di un aggiornamento. Ad un certo punto, alla metà degli anni '40, Palladio vince quello che forse è stato il concorso più importante della sua vita, cioè il concorso per la realizzazione delle logge del palazzo della Ragione della città di Vicenza. La sua scelta è quella di circondare il palazzo gotico preesistente con un colonnato fatto dalla continua ripetizione dello stesso modulo, quella che noi oggi chiamiamo in termini architettonici la finestra serliana. Non tanto perché Sebastiano Serlio abbia inventato questo modulo, quanto piuttosto perché proprio Serlio nel suo trattato l'ha divulgata questa finestra, che già gli antichi romani conoscevano. Però veramente Serlio inizia a sostenere la duttilità e la funzionalità di questo modello architettonico. Palladio se ne innamora non tanto come idea di un uno strumento che potesse fungere da finestra, diciamo così, di un salone nobile di rappresentanza, ma Palladio decide di usare la serliana iterata, continuamente ripetuta, per avvolgere questo che era il palazzo chiaramente più importante della città, e coglie tutta una serie di elementi di funzionalità. E qui la vediamo, no, la serliana che costantemente ripetuta avvolge l'edificio. Ed è proprio lì, in quella circostanza, anche se a dir la verità era da un po' di anni Palladio che stava meditando attorno a questo modulo architettonico,
ma in quella circostanza Palladio si convince del fatto che forse la Serliana può servire anche come modello per sostituire i 3 fornici, quelle 3 arcate di accesso alla villa. Tant'è vero che pochi anni più tardi, proponendo una Serliana assolutamente razionalista, scarnificata all'essenziale e priva a questo punto dei cosiddetti ordini, mancano i capitelli, vedete, ci sono qua proprio dei pilastri quasi razionalisti. E Palladio decide di utilizzare questo modulo per definire l'ingresso alla Villa Pojana di Pojana Maggiore. Ma ben presto però giungerà all'ideazione di quello che diventerà poi il motivo firma delle sue ville, che è il pronao. E qui vedete che già stiamo imparando a conoscere alcuni degli elementi delle ville palladiane che poi diventeranno il simbolo dell'architettura palladiana anche in giro per il mondo. La propone molto probabilmente, lo propone questo modello, cioè il pronao, molto probabilmente per la prima volta nella villa da porto di Vancimuglio, che però all'epoca, quando Palladio la progetta, siamo intorno al 1551 probabilmente, la villa è di Giovanni Chiericati, il fratello di quel Girolamo Chiericati, al quale il Palladio un anno avanti aveva progettato il palazzo all'Isola, cioè nella piazza oggi Matteotti di Vicenza, l'attuale museo civico della città. Allora il pronao, che viene però eseguito un po' di anni più tardi, perché vi lavora Domenico Groppino dalla metà degli anni '70 all'incirca, però era stato concepito esattamente in quel momento, forse a seguito di quel viaggio romano, qui scusate si sono un po' spostate le diapositive, le didascalie, forse a seguito di quel viaggio romano fatto appunto da Palladio, nel quale aveva indagato e studiato il tempio di Ercole Vincitore a Tivoli, anch'egli convinto, come altri studiosi, che forse poteva trattarsi di un'antica dimora imperiale, di una villa imperiale. Quindi quel pronao, che in qualche modo, e lo vediamo meglio nella ricostruzione sulla destra, quel pronao poteva diventare un elemento di forte richiamo per tutta una serie di questioni sulle quali ora per ovvi motivi devo sorvolare. Però diventa a quel punto un motivo firma dal quale Palladio fa veramente fatica a discostarsi anche nelle ville progettate successivamente. Questa è un'immagine della Villa Emo a Fanzolo di Vedelago, dove vi è questo modello del pronao incassato nel, diciamo così, che rientra nella facciata della villa. Stessa cosa avviene nella villa Badoer di Fratta Polesine, dove il pronao però non è più tetrastilo, ma diventa un pronao ionico esastilo, e sarà lo stesso identico pronao che ritroviamo anche nella rotonda, ancorché nella rotonda sarà però sganciato, emerge, si distacca dal corpo della facciata. E poi però Palladio studia anche l'idea di un pronao che deve essere una loggia sopra loggia, come si suol dire, la sovrapposizione. E da un lato, qui siamo nella villa Pisani di Montagnana, abbiamo il pronao incassato proprio nel paramento murario. Sulla facciata invece verso il giardino il pronao è rientrante e dà vita a questa contrapposizione di pieni e di vuoti, cosa che Palladio amava moltissimo, proprio perché questi giochi spaziali erano qualcosa che gli permetteva di vivificare proprio il colorismo della sua architettura tra zone di luce e zone d'ombra. Stessa cosa la possiamo vedere anche qui nella villa Cornaro a Piombino Dese, e questa idea della loggia sopra loggia Palladio la matura a seguito di uno dei viaggi romani, dove aveva potuto studiare, e lo vediamo in quel disegno, purtroppo non è così marcato e definito, forse non lo si legge così bene, però è il profilo laterale, la sezione del Tempio di Giove e Serapide a Roma, e questa idea della loggia sovrapposta la ritroviamo proprio nel Palazzo Chiericati che citavo poco fa e che qui vediamo adesso in questa slide. E poi la rotonda che diventa poi, se vogliamo, proprio l'esplosione di questo motivo firma, perché qui il pronao che si sgancia, che avanza, diventa il motivo di forte richiamo, perché la villa curiosamente, come Palladio non aveva mai fatto prima di allora, presenta 4 facciate che sono identiche. Ogni facciata è la ripetizione di quella precedente, e quindi di fatto la villa è una sorta di
come si può dire, di quadratura del cerchio, perché la villa si chiama La Rotonda, Palladio stesso la chiama così nel suo trattato, proprio perché il salone di rappresentanza è circolare, lo vediamo nella pianta. E proprio il prono, che qui vediamo in questa bella foto, capiamo bene che diventa il motivo di cui non si può in qualche modo fare a meno. Il prono è veramente il motivo di riferimento dell'architettura palladiana. E allora vediamo come questa architettura è stata recepita nel Veneto. La ricezione appunto di Palladio nel Veneto. Io partirei da qui, partirei dalla nostra regione per fare in qualche modo un'incursione nel nostro territorio prima di andare ad ampliare lo sguardo in giro per il mondo. Beh, proprio la Rotonda diventa uno degli edifici che maggiormente affascina, proprio per il suo la sua unicità, se vogliamo. Villa meravigliosa, ancorché profondamente scomoda, sicuramente non adatta a costituire il fulcro di un'azienda agricola, tant'è vero che viene progettata per Paolo Almerico, ricco prelato, e ha più quasi la funzione di una casa tempio di rappresentanza. Più tardi, quando la villa verrà acquistata dalla famiglia Capra, infatti oggi, no, la si chiama Villa Almerico Capra, detta La Rotonda, la famiglia Capra la acquista nel 1591 e in quella circostanza decide di cambiare la destinazione d'uso, farà costruire allo Scamozzi una barchessa poco più sotto e l'ultimo piano della rotonda viene trasformato in un granaio, come in moltissime altre ville palladiane. Però non era stata pensata in quel modo. È una villa che in qualche modo rappresenta l'idea della perfezione, e proprio alla rotonda guarda con occhi di profonda ammirazione Vincenzo Scamozzi, che a lungo è stato definito una sorta di allievo di Palladio. Bene, fortunatamente gli studi hanno smentito questa lettura, qui si deve molto agli studi indefessi di una vita intera di Franco Barbieri, perché lui ha dedicato anima e corpo a ricostruire questo architetto, lo Scamozzi. E lo Scamozzi è sicuramente uno che non può alzarsi la mattina e guardare il mondo senza attraversare la sua visione del mondo tramite gli occhi del Palladio. Questo è evidente. Nasce e muove e respira l'aria della città dove Palladio aveva trasformato il tessuto urbano. Però Vincenzo Scamozzi ha il coraggio forte di raccontare un'architettura nuova, diversa, che è mossa da un confronto con la lezione di Sebastiano Serlio. Non vi era all'epoca architetto che conoscesse meglio Serlio di Vincenzo Scamozzi, il quale nel 1584, anche se nel frontespizio viene dichiarato che l'artefice di quel lavoro è suo padre Giandomenico, ma sappiamo benissimo che la regia in realtà è del figlio Vincenzo, nel 1584 lo Scamozzi pubblica l'opera completa di Sebastiano Serlio, cioè raccoglie tutti quei volumi che costituiscono il trattato del Serlio, li ragiona, li commenta con delle glosse, e quindi è evidente che lo Scamozzi conosceva Serlio a menadito. E in quello che lui progetta c'è sì tanto Palladio, ma c'è anche molto di Sebastiano Serlio. Questa è la Rocca Pisana, la villa che lo Scamozzi progetta a Lonigo, che chiaramente prende spunto, pur rileggendola profondamente, ma prende spunto dalla rotonda. Vedremo più tardi quanto importante sia l'opera dello Scamozzi nella trasmissione del palladianesimo a livello internazionale. Altra villa molto interessante dello Scamozzi, la villa Molin alla Mandria, poco fuori Padova, dove vedete che c'è molto di Palladio, a partire dal pronao, però è un pronao che non dialoga più direttamente con il paesaggio, è quasi una sorta di balcone, non si entra da quell'accesso, ma è una sorta di affaccio sulla campagna, sul canale che sta proprio lì di fronte, e quindi di fatto lo Scamozzi guarda il Palladio, ma per tradirne la logica iniziale delle intuizioni. E poi vedete, la villa stessa cambia. Nel '600 non è più l'azienda agricola che deve dialogare con il contesto rurale, ma la villa molto spesso nel '600 diventa l'ostentazione di un proprio status. Ecco allora che questa, che è la facciata della Villa Verlato, a Villa Verla, sulla strada da Vicenza per andare verso Thiene, e vedete come l'idea scamoziana sia quella di riscrivere i canoni della villa secondo un confronto con la logica del palazzo di città. Tant'è vero che anche il frontone che sta nel mezzo viene in qualche modo a definire un settore mediano
dove le colonne non danno più vita ad un pronao come con Palladio, ma è una struttura che in qualche misura si incassa nel paramento murario. E gli architetti che verranno dopo non possono che dialogare con questa soluzione forse più semplice, più immediata che dell'architettura palladiana aveva proposto lo Scamozzi. Questo è un esempio di una villa di Costozza, di Longare, la Villa Trento Carli, recentemente attribuita alla bottega degli Albanese, che sono degli scultori e architetti vicentini che in qualche modo portano avanti il testimone dell'architettura palladiana attraverso il filtro vigile che ne aveva saputo dare proprio lo Scamozzi. E tant'è vero che anche nell'architettura del Seicento, questo è una villa del Pizzocaro, architetto vicentino del Seicento, che cosa fa? Ancora una volta rilegge Palladio attraverso la lezione razionalista dello Scamozzi, al punto tale che il Pizzocaro ha addirittura coraggio, nella Vicenza di metà Seicento, di uscire letteralmente di uscire dagli schemi palladiani e di proporre una architettura quasi razionalista nel cortile interno dell'ospedale dei Proti, che sembra quasi un'anticipazione di quasi 300 anni della soluzione della palazzina della civiltà italiana dell'Eur a Roma, che però è progettata nel 1938. Qui siamo nel 1658. E poi nel Settecento vi sono alcuni architetti, questo è il caso di Francesco Muttoni. Francesco Muttoni è un architetto che viene dal lago di Lugano, si trasferisce con il padre a Vicenza, città dove arriva nel 1696, l'anno precedente, nel 95, c'era stato un forte terremoto. Sceglie Vicenza, io credo, per due ragioni. Prima, perché è una città che forse in virtù dei danni subiti potrà consentirgli di lavorare, ma è anche una città profondamente segnata dalla lezione palladiana, nei confronti della quale il Muttoni aveva una sorta di venerazione. Però giunge a Vicenza con un bagaglio formativo completamente diverso. È un architetto che si nutre di barocco, se vogliamo, e però quando arriva a Vicenza cerca di fare una mediazione tra la lezione barocca lombarda, le intuizioni borrominiane con le quali aveva avuto modo di misurarsi, soprattutto durante il viaggio a Roma del 1708, e soprattutto poi con gli insegnamenti palladiani. Questa, che è la Villa da Porto a Montorso Vicentino, è un chiaro esempio di un riferimento all'architettura palladiana che viene però esaltata in termini di proporzioni, non diversamente da quello che avrebbe fatto pochi anni dopo e a pochissimi chilometri di distanza Giorgio Massari con la Villa Cordellina, che qui vediamo in una foto non appena restaurata alla metà degli anni 50 del Novecento, grazie all'intervento di Vittorio Lombardi, che acquistò la villa e la fece restaurare, e questa invece è una foto più recente. Vedete, come dire, i connotati palladiani ci sono, ma vengono esasperati, vengono esaltati in termini quasi di magnificenza e di splendore, di grandeur, potremmo dire. Altro architetto fondamentale per la lezione palladiana è Ottavio Bertotti Scamozzi, al quale si deve una scoperta di qualche anno fa di Guido Beltramini, il direttore del centro di studi Andrea Palladio, al quale si deve il progetto della villa Capra, per l'appunto, di Orazio Claudio Capra, della prima metà della metà del Settecento. È una villa che si trova a Sarcedo, vedete che sono ripresi quei modelli che ormai non possono più non essere citati nelle ville venete, quindi il pronao sostenuto da questi 4 enormi fusti ionici che sostengono appunto il frontone. E proprio Ottavio Bertotti Scamozzi è un attentissimo studioso del Palladio. Anzitutto scrive nel 1761 quel libricino che vedete in alto sulla destra, Il forestiere istruito delle cose più rare di architettura e di alcune pitture della città di Vicenza. È un dialogo, è una sorta di guida di città con due protagonisti, un autoctono, diciamo così, e un visitatore che viene dall'Inghilterra, come spesso accadeva in quegli anni, erano gli anni del Grand Tour. E anche qui Ottavio Bertotti Scamozzi descrive una città che è sostanzialmente la città di Palladio, verso il quale lui aveva una grande ammirazione. Ma se noi leggiamo le parole che Ottavio Bertotti Scamozzi scrive all'inizio di questo suo testo,
ci accorgiamo di quanto lui fosse debitore nei confronti di Palladio, fino addirittura a parafrasarne le parole del proemio che abbiamo letto prima. Perché se Palladio scriveva da naturale inclinazione guidato, mi diedi nei miei primi anni lo studio dell'architettura, raccontandoci una bellissima bugia, tant'è vero che s'era preso per maestro e guida Vitruvio, sentite cosa scrive Bertotti Scamozzi. Fin da primi anni della mia giovinezza fui inclinato sempre all'architettura ed avendo inteso per tutto celebrare il nome del nostro famoso architetto Andrea Palladio, questo mi scelsi per maestro e guida, eccetera, eccetera. Quindi vedete che c'è proprio una sorta di sposalizio ideale che si ingenera tra questo architetto, che poi scriverà dei libri come appunto Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio in più volumi, questo è il tomo primo, come vedete, dove racconta le fabbriche palladiane, ma non solo, fornisce delle stesse anche importantissime tavole che diventano uno strumento conoscitivo fondamentale, secondo i canoni appunto settecenteschi. Qui vediamo ad esempio il Teatro Olimpico con la soluzione in prospettiva, quindi l'illusione prospettica, progettata da Vincenzo Scamozzi. E questo è il frontespizio, ovviamente la Frontszene del teatro che qui vediamo appunto nella foto. E anche questo è un incontro ideale, no, tra Palladio che progetta la struttura teatrale, poi muore e la scenografia invece è un linguaggio nuovo che guarda ad una nuova epoca ed è appunto la soluzione di Scamozzi. E poi c'è questa sorta di incoronazione ideale, anzi questa virtù prende l'alloro, lo sposta dal capo di Palladio e lo porta sul capo di Ottone Calderari. In questo quadro di Boldrini di collezione privata, che vuole appunto farci intendere come il grande continuatore della lezione palladiana nel corso del Settecento sia stato proprio Ottone Calderari. Questo è un palazzo di Ottone Calderari, il Palazzo Cordellina in Contrariale a Vicenza, che è una devozione nei confronti dell'architettura palladiana che viene letta con una definizione per il particolare come non si era mai visto prima. Ed è un palazzo però che è qualcosa di faraonico. Il committente è Carlo Cordellina, lo stesso committente della villa di Montecchio Maggiore che abbiamo visto prima, affrescata dal Tiepolo. E qui Carlo Cordellina vuol dar vita ad un palazzo enorme, tant'è vero che suo figlio Lodovico ad un certo punto sarà lui a prendere in mano la faccenda e a scrivere all'architetto dicendogli: "Mio padre è un po' riscaldato sulla faccenda di questo palazzo, per cui, faccia qualcosa di un po' più contenuto." Aveva paura di perdere tutto il patrimonio del padre probabilmente. E sempre del Calderari è il famoso palazzo, Loschi Zileri, in corso Palladio a Vicenza, dove vedete, quella di sinistra è una foto d'epoca, questa invece sulla destra è come il palazzo si presenta oggi, dove vedete chiaramente la devozione neopalladiana che emerge a Vicenza. E lo troviamo anche nel tempietto del Parco Querini di Antonio Piovene, che guarda caso, siamo ai primi anni dell'Ottocento, dove guarda i fogli del Palladio, i disegni palladiani, guarda le pagine del trattato palladiano, dove abbiamo ad esempio questo tempietto a pianta centralizzata che è sicuramente di ispirazione per la progettazione del tempietto del tempietto appunto di Parco Querini. Poi Malacarne, altro architetto che all'inizio dell'Ottocento porta avanti la lezione palladiana, l'immagine sulla sinistra è il cortile dell'attuale liceo Pigafetta a Vicenza e la citazione è abbastanza evidente anche se non c'è più l'evoluzione dall'ordine ionico all'ordine corinzio o composito che sia della foto di destra, è il cortile interno di Palazzo Barbaranda Porto del Palladio, invece il Malacarne semplifica la lezione palladiana ma di fatto si ispira ad essa. E sempre del Malacarne è il progetto, il quale tra l'altro con un collega sto lavorando adesso per una pubblicazione, del cimitero maggiore della città di Vicenza, che è una struttura veramente significativa per quanto riguarda la trasmissione del linguaggio palladiano, perché c'è questa come dire, l'iterazione di queste arcate
a bugnato rustico, che in qualche modo dialogano con l'idea del bugnato rustico che si può vedere ad esempio nei tre fornici della Villa Caldogno, nell'atrio di accesso del Palazzo Thiene. Ma poi quest'idea di un'architettura fatta di colore è già palladiana, perché noi siamo abituati a vedere un Palladio bianco, però non dimentichiamoci che il Palladio, soprattutto nelle cose che fa a Venezia, ma non solo, vi ricordo ad esempio anche la loggia del Capitaniato di Vicenza, è fatta con l'idea del mattone che deve rimanere a vista, quindi con il colore. E qui è bello ricordare come vi siano stati dei contributi al Convento della Carità di Venezia, questo che vediamo, dei contributi di una meretrice veneziana per la realizzazione di quel convento. Tant'è vero che il Temanza poi in qualche modo prenderà un po' in giro il Palladio con questa quartina che scrive: "Non va il Palladio per male a puttane, che se talvolta pur gli suol andare, lo fa perché le esorta a fabbricare un atrio antico in mezzo Carampane". Cioè lui per carità certe cose non le fa, però se gli dovesse capitare anche di andare con qualche fanciulla di quel tipo, lo fa semplicemente perché spera poi di ottenere un contributo per costruire qualcosa che si rifà all'antico in un contesto degradato come quella zona di Venezia dove era stato costruito. Poi sempre il Malacarne con il tempietto del del cimitero, che dialoga evidentemente da un punto di vista stilistico con la chiesa, vedete, del Redentore sulla sinistra, ma c'è anche questa citazione della chiesetta Barbaro a Maser, e proprio il modello della chiesa, sempre con queste idee del pronao quasi che si trova nel mezzo, nel settore mediano della facciata, diventerà il motivo firma di buona parte dell'architettura religiosa veneta fin tutto il Settecento. Qui abbiamo un esempio della metà del Settecento, il Massari nella chiesa dei San Filippo Neri a Vicenza, è una citazione quasi pedissequa della chiesa di San Giorgio Maggiore. E poi guardate, le ho scelte a caso perché si può far così, si può sceglierle a caso, ma abbiamo moltissime chiese fatte con questo schema nel Veneto, con queste 4 grandi colonne, questi 4 grandi pilastri che reggono il frontone, e questo è un esempio di una chiesa degli anni 30 dell'Ottocento a Mason Vicentino, ma poi basta andare qui fuori, insomma, no, nella nostra piazza Giovanni Miazzi, quando riorganizza la facciata della chiesa di San Giovanni Battista, guardate il settore mediano, perché qui c'è tutta un'operazione di trasformazione del fianco della chiesa in una facciata che dialoga con la piazza, ma se voi guardate il settore mediano è una chiara citazione della chiesetta di Santa Maria Nova di Vicenza, e lo stesso architetto, il Miazzi, anche se poi la chiesa verrà completata dal De Boni, che è l'architetto che abbiamo visto prima per quanto riguarda Mason, fa la chiesa di Valdagno, di San Clemente, e vedete che lo schema della facciata è quello. Per non parlare del Duomo di Schio, che è una citazione evidentissima del tempietto barbaro di Maser, anche se ampliato. Ma vediamo che cosa succede allora in giro per il mondo, perché la cosa è particolarmente significativa, perché io da un lato mi sento di dire è scontata la diffusione del linguaggio palladiano nel nostro contesto territoriale, ma come può essere che ad un certo punto il linguaggio di Palladio si diffonda in maniera così capillare in giro per il mondo? E soprattutto la domanda è: che tipo di palladianesimo troviamo in giro per il mondo? Perché la cosa che noi troviamo, il palladianesimo che noi troviamo nelle Venezie, non è lo stesso palladianesimo che troviamo all'estero. Qual è allora la differenza? Da un lato ci sono modelli di pietra. Uno si sposta, vede le nostre città e inizia a progettare esattamente come quelle architetture che vede. Ma in giro per il mondo molto spesso è più facile progettare a partire da dei fogli di carta, il famoso trattato che circola, piuttosto che da un confronto diretto con le architetture. Io ricordo sempre che viaggiare all'epoca, è vero che il 6 e il 700 inizia ad essere la stagione del Grand Tour, ma non era propriamente un'impresa facile. Era costoso, era rischioso, molti prima di partire facevano testamento perché sapevano che partivano, non era così scontato tornare a casa. Oggi, grazie a Dio, nessuno di noi fa testamento prima di andare in vacanza, però un tempo veramente viaggiare era un'impresa. E quindi a volte è più semplice ispirarsi ad un'architettura che piace e che funziona guardandola su dei
fogli su delle tavole incise, su dei disegni. Ed è esattamente quello che allora avviene, riconvoco quel dipinto di prima, perché quell'incontro è determinante. Inigo Jones che incontra Palladio per il tramite di Vincenzo Scamozzi, come ho detto prima, è un incontro virtuale, no, però vedete Palladio ha il trattato, Inigo Jones ha in mano i fogli, quei fogli palladiani che acquista e che porterà a Londra e che costituiscono la diffusione di un linguaggio nella sua nella sua nazione. E questo è una delle tante pagine dei 4 libri dell'architettura con le glosse annotate a mano proprio da Inigo Jones, che, avuta copia dei 4 libri dell'architettura per il tramite dello Scamozzi, poi inizia ad appuntarsi, a prendersi appunto degli appunti sulle soluzioni adottate da Andrea Palladio sulla base di quanto gli era stato spiegato. E cominciamo a viaggiare allora attraverso quel mondo, perché noi abbiamo una serie di edifici, guardiamo la Queen's House, siamo nel 1616. Inigo Jones è appena ritornato a casa dopo il viaggio in Italia, si è appena confrontato con la lezione palladiana, ha lì di fronte ai suoi occhi i tanti disegni palladiani e il trattato del Palladio, ma è fresco di confronto con Vincenzo Scamozzi. Quindi quell'idea di palladianesimo che si sviluppa in Inghilterra è anzitutto filtrata dalla lezione palladiana del trattato e dei suoi disegni e soprattutto da una mediazione che gli è stata resa possibile dall'incontro diretto con Vincenzo Scamozzi. Vi ripropongo l'immagine della Villa Molina alla Mandria con quell'idea di un pronao che poggia su di un basamento, perché è la stessa identica soluzione che Inigo Jones adotta nella facciata di questa sua villa. Questa è la facciata sul versante opposto, 2 lunghissime, chiamiamole barchesse per usare un tema palladiano, anche se barchesse chiaramente non sono, però vedete che il modello in qualche modo si rifà a quello. E questa è un'altra immagine della facciata. Poi sempre Inigo Jones progetta la Court House. Siamo sempre all'inizio del XVII secolo. Il progetto di Inigo Jones è quello che vedete là in cima, in alto a sinistra. Non ha visto nulla di questo tipo a Vicenza, nello specifico, però ha in mano il trattato di Andrea Palladio, dove nel libro secondo Palladio presenta il progetto per la casa di Giulio Capra a Vicenza, ed è quello che vediamo lì in alto a destra. Mentre in basso a sinistra Vincenzo Scamozzi presenta nel suo trattato, e Inigo Jones in qualche modo non torna a casa con il trattato dello Scamozzi, perché viene pubblicato l'anno successivo nel 1615, ma poi riuscirà a procurarsene una copia. Quel trattato di Vincenzo Scamozzi, l'idea dell'architettura universale, dove presenta la Villa Cornaro a Castelfranco, e vedete come queste 2 soluzioni siano determinanti per quel progetto che poi rimane sulla carta. Interessante, quest'altro progetto di John Webb è un allievo di Inigo Jones, lo vedete anche dalle date di nascita e di morte. È un progetto per una dimora palladiana. Allora fate attenzione a questo progetto, perché la cosa curiosa è che abbiamo un pronao a destra, un pronao a sinistra, abbiamo questi 2 bracci porticati che si sviluppano ai 2 lati, in mezzo però la villa è qualcosa di fortemente curioso. C'è questa grande nicchia, una scala che sale convessa e poi continua a salire dopo un pianerottolo circolare concava e introduce nella villa. Onestamente non c'è una villa palladiana che sia fatta così. Però attenzione, se noi ragioniamo in merito alla villa Pisani, l'abbiamo vista anche prima, di Bagnolo di Lonigo, sappiamo che questa è la soluzione finale alla quale si approda. Ma Palladio aveva presentato tutt'altro progetto, che poi il committente non aveva ben capito forse e lo aveva rifiutato, ma l'idea palladiana è questa che vediamo, quella che vediamo nel mezzo. Una scala convessa che conduce ad un pianerottolo circolare, diventa concava, sale, porta ad una nicchia fatta di colonne e poi si entra nella villa. Dove l'ha vista Palladio? L'ha vista nel Trattato di Serlio, pubblicato a Venezia nel libro terzo nel 1540, dove Serlio mostra che cosa? La scala del Belvedere di Bramante a Roma, che oggi non c'è più, si è perduta, ma se noi la conosciamo è grazie proprio alla pubblicazione di quella scala che collega
2 livelli diversi del giardino, quella pubblicazione di quella scala che fa il Serlio. Poi Serlio viene a conoscenza del progetto che fa il Palladio di utilizzare quel modello per una villa e nel 7° libro del suo trattato dice: "Beh, onestamente questa soluzione potrebbe essere ideale per una villa generica". E guardate il disegno che c'è lì sulla destra. Quanto simile è, da un punto di vista anche planimetrico, a quell'idea di villa, ve la rimostro, a quell'idea di villa proposta da John Webb. E quindi vedete come sia determinante per la diffusione del palladianesimo in Inghilterra, come sia determinante il trattato, i disegni con cui appunto gli architetti si confrontano. Questo è Colin Campbell, un altro dei più importanti palladianisti. Nel settore mediano si ispira ad un palazzo palladiano che adesso vediamo, e poi ci sono quelle 2 serliane a destra e a sinistra. Guardate, ancora una volta Palladio con i 4 libri sulla sinistra, con l'idea progettuale del palazzo di Seppo da Porto a Vicenza, e l'idea invece di applicare la serliana come elemento, Serlio chiaramente non la definiva così, ma noi la chiamiamo oggi serliana, come elemento mediano in un palazzo nobile, questo ce lo presenta Serlio nel suo trattato. E chi applica l'idea della serliana come l'aveva suggerita Serlio? Proprio quell'architetto che meglio lo conosceva, Vincenzo Scamozzi, e questo è il suo palazzo Trissino al Duomo. E poi guardiamo questo progetto fatto ormai all'inizio del '700 da Lord Burlington, uno dei più influenti, più importanti palladianisti. Lord Burlington presenta questa villa che si rifà sia alla rotonda, ma soprattutto, se ci fate caso, si rifà alla Rocca Pisana. Quindi c'è sempre un occhio di riguardo per Palladio, ma attraverso il filtro vigile della lezione di Scamozzi. Tant'è vero che Franco Barbieri, qualche anno fa, scriveva palladianesimo o scamozianesimo. Cioè, per intendere il palladianesimo in giro per il mondo, noi non possiamo fare a meno di guardare allo Scamozzi, e questo è per l'appunto il suo trattato. Altro aspetto, guardate, in questa architettura, vedete, io vado un po' veloce, si potrebbero far tante riflessioni, però se noi guardiamo il retro di questa villa di Lord Burlington, vedete che c'è questa soluzione delle serliane inglobate in questi archi. Dove li ha visti? Nei disegni palladiani, mai eseguiti, perché poi guardate, questa è la soluzione per la villa Valmarana a Vigardolo. La serliana venne sì realizzata, ma diversamente da come Palladio l'aveva ipotizzata all'inizio. Ma noi sappiamo che i palladianisti inglesi guardano i disegni, non guardano le ville come sono eseguite. E altro aspetto fondamentale, perché e che è anche qui la serliana della villa appunto Poiana. Ma un aspetto fondamentale è chiedersi perché si diffonde il linguaggio palladiano con questa facilità. Perché guardate che la situazione economica che vi era nelle Venezie, nella Repubblica Veneta nel '500, in qualche modo si replica nell'Inghilterra del '600. Dalla definizione, no, delle enclosures, gli open fields che c'erano prima, con l'idea di una gestione comune dei campi, poi la privatizzazione e le cosiddette enclosures, danno vita ad una civiltà che vuole investire proprio nella campagna e in aziende agricole. E quindi la soluzione architettonica palladiana diventa ideale perché unisce la rappresentanza e il decoro da un lato con la duttilità e la funzionalità dall'altro. Questa che è una villa, un grande palazzo, la Woburn Abbey, un grande edificio progettato da Flitcroft, che è un allievo di Lord Burlington che abbiamo visto prima. Allora qui abbiamo tutto il repertorio palladiano. Il pronao nel mezzo, ai lati le 2 serliane e sopra le finestre termali. Finestre termali che Palladio inserisce nella villa di Bagnolo, che abbiamo visto prima, la villa Pisani di Bagnolo. Le ritroviamo, questa è proprio l'immagine della finestra termale che inonda di luce il salone, ma chiaramente questi architetti britannici non la vedono di persona la villa, ma la vedono nel trattato palladiano. Considerate che poi nel 1715 verrà pubblicato il Vitruvius Britannicus,
un testo curato proprio da Colin Campbell, e tra il 15 e il 21 ha anche un'edizione a stampa tradotta finalmente in inglese dei 4 libri dell'architettura, curata da Giacomo Leoni, e poi verrà tradotta con delle tavole più fedeli, più vicine a quelle originali nel 1738 da Isaac Ware. Quindi veramente ormai si parla un linguaggio palladiano in Inghilterra in modo così capillare. E dall'Inghilterra si arriva inevitabilmente negli Stati Uniti d'America. È il tramite diretto. E qui c'è Peter Harrison che nel 1749 progetta questa Redwood Library. È una chiara citazione evidentissima, lo vedete, del prono palladiano, applicato ad un edificio pubblico perché era per l'appunto una biblioteca. L'influenza per Peter Harrison è prevalentemente data dal Design from Inigo Jones and Others, pubblicato da Isaac Ware sempre nel 1740. Ma c'è poi una profonda influenza esercitata su di lui anche da Lord Burlington, tant'è vero che Harrison nasce proprio in Inghilterra e poi si trasferisce a lavorare in quelli che poi diventeranno gli Stati Uniti d'America, e dopo aver progettato per l'appunto la libreria di prima, progetta anche il Brick Market, dove c'è una citazione che ancora una volta, poi anche ce la mostra Canaletto in un suo bel dipinto, e c'è una citazione diretta qui sia di Sansovino, le fabbriche di Rialto, sia del Palazzo Valmarana di Palladio a Vicenza. Architetto ignoto, la Whitehall, una delle prime, non la primissima, ma una delle prime fabbriche dove il prono diventa un elemento di inevitabile utilizzo in un'abitazione privata. E poi sarà proprio Thomas Jefferson, questo è l'esempio supremo del Campidoglio, che farà di questo stile, dello stile palladiano, lo stile americano per eccellenza. Thomas Jefferson veramente ha una missione da questo punto di vista, che è quella di diffondere il linguaggio palladiano. Ma che Palladio conosce Thomas Jefferson? Pensate che quando viene in Italia, perché anche lui in quella sua missione diplomatica in Europa, Thomas Jefferson, quello che poi diventerà il terzo presidente degli Stati Uniti, ma nella sua missione diplomatica in Europa arriverà in Italia, andrà a Milano, a Torino, a Novara, a Genova, poi gli dicono: beh, andiamo anche a vederlo Palladio, tu che sei profondamente innamorato. Aveva 5 copie dei 4 libri dell'architettura, e per lui Palladio era my master, il mio maestro, e i 4 libri di architettura erano my Bible, la mia Bibbia. Quindi a un certo punto gli dicono: andiamo, che così lo vedi Palladio, vedi i suoi edifici, le sue architetture. E lui si rifiuta, e non gli serve. Lui Palladio lo conosce già, e lo conosce attraverso le pagine del trattato. E questo è il Palladio che troviamo in giro per il mondo. E vedete, Drayton Hall, altro architetto sconosciuto, siamo tra gli anni 30 e 40 del Settecento, arriva l'idea della loggia sopra loggia, che noi abbiamo già visto in Palladio, ad esempio nella Villa Cornaro Piombinodese. Nessuno la vede direttamente, quell'architetto ignoto non la vede, ma la vede nelle pagine dei 4 libri dell'architettura. Anche il Tryon Palace di John Hawkes, siamo ormai verso gli anni 70 del Settecento, ha questo, non possiamo neanche definirlo prono, però vedete ci sono poi questi bracci arcuati, curvilinei, che piegano in avanti, che sono una chiara ripresa della soluzione adottata dal Palladio per la villa Badoer a Fratta Polesine, ma anche per quel progetto poi non eseguito, se non in una minima parte, della Villa Trissino a Meledo, con questi bracci porticati che letteralmente si fanno avanti curvilinei ad abbracciare il visitatore. E poi sempre di Thomas Jefferson, la famosissima Villa Monticello, dove molto vi è di palladiano, ma moltissimo vi è di scamoziano. E quindi si ritorna a quell'idea di uno Scamozzi che diventa determinante per la diffusione del linguaggio palladiano, forse perché il linguaggio dello Scamozzi è meno sofisticato, più facilmente spendibile, se vogliamo, per arrivare poi a quello che è il grandissimo capolavoro di Thomas Jefferson, che è l'Università della Virginia. Nelle immagini di prima c'erano i padiglioni del campus, e questa è la rotunda
guarda caso, la chiama esattamente con un nome che è inequivocabile, la Rotunda. Qual è a questo punto il modello di riferimento? Beh, è evidente la rotonda del Palladio, con questa idea del prono che sta di fronte ad una cupola che sta sopra ad un salone circolare, però non è solo la rotonda, ma c'è anche la matrice a cui Palladio si rifà per progettare la rotonda, che è chiaramente il Pantheon, l'abbiamo visto in quei gradini che stanno alla base della cupola, e la fonte però per Thomas Jefferson altro non è che Palladio, perché anche l'architettura del mondo antico è filtrata dagli insegnamenti palladiani. E ancora una volta dai 4 libri dell'architettura che per l'appunto, e lo ribadisco, lo ripeto, Thomas Jefferson definiva la mia Bibbia, fino ad arrivare poi agli esempi qui della a Fluvanna County della Bremo, che è un'altra abitazione insomma in stile palladiano, o inevitabilmente la Casa Bianca, anche se poi viene dopo un incendio rimaneggiata intorno al 1814-15, però il progetto della fine del Settecento di James Owen. E il punto di riferimento qual è, se non la Villa Emo a Fanzolo di Vedelago, in basso a sinistra come la vedono, cioè nei 4 libri, in basso a destra il progetto che fa l'architetto. E le ricezioni di Palladio in Italia sono veramente le ultime slide, perché non voglio abusare né del vostro tempo né della vostra pazienza, e quindi mi sto veramente avviando a concludere. La ricezione di Palladio in Italia, al di fuori del Veneto, potremmo, guardate, sbizzarrirci, potremmo star qui fino a domani. Però vi propongo solamente 2 casi, giusto per fare un esempio di quanto Palladio viva in quasi, non dico ogni città d'Italia, ma poco ci manca. Allora, ho preso un esempio così, il primo che mi è venuto in mente, ma sono tantissimi. Siamo a Parma e questo teatro che viene progettato appunto negli anni '20 del '600, beh, è una citazione di Palladio. È una citazione di Palladio sia dal punto di vista dello studio attentissimo che viene fatto dello spazio teatrale, e Palladio era stato un maestro nella progettazione con i vincoli spaziali che si era ritrovato a dover gestire nella progettazione, dicevo, del Teatro Olimpico, che rivediamo qui in questa piccola foto in basso a destra. L'idea di ingresso da dietro delle colonne per percepire in maniera filtrata il palcoscenico, beh, discende esattamente dall'Olimpico. Ma la cosa più evidente, e qui lo vediamo, è la definizione della parte che sta sopra la gradinata, che è un'evidente citazione della Basilica Palladiana. Una citazione della Basilica Palladiana con questa idea di iterazione di queste serliane che Palladio ben presenta nel suo trattato, i 4 libri di architettura, e che lui stesso però riprende da Sebastiano Serlio. All'epoca, nel '500, non c'era quella che noi oggi chiamiamo i diritti d'autore, la copyright, anzi richiamarsi, copiarsi da un architetto all'altro era quasi motivo di vanto. Per cui Palladio, che pure è un architetto che gioca in concorrenza con il Serlio, perché anche Serlio qualche anno prima aveva presentato un progetto per il Palazzo della Ragione di Vicenza, non lo vincerà, vincerà Palladio, ma proponendo un progetto ripreso dal trattato di Serlio, cioè una sorta di cortocircuito, se vogliamo. E proprio il tema della Basilica affascina incredibilmente ancora una volta Canaletto, che proprio a Parma, tra l'altro, perché è sempre a Parma alla Galleria Nazionale, questo capriccio di edifici palladiani. 2 esistono, la Basilica e il Palazzo Chiericati, che vediamo in parte. Vengono chiaramente proposti decontestualizzati, come se ci trovassimo sul Canal Grande a Venezia, e il ponte è il ponte di Rialto, non quello che conosciamo, ma il ponte che aveva progettato Palladio, un progetto che non era stato poi approvato. Canaletto dove può aver mai visto quel ponte di Rialto così come lo dipinge? Ma proprio nel trattato di Andrea Palladio, i famosi 4 libri dell'architettura, nel libro terzo, la cui immagine qui vi propongo. E chiudo con un piccolo aneddoto, se vogliamo, perché possiamo addirittura parlare di qualcosa di palladiano addirittura giù in Puglia. Qui siamo ad Altamura. Ho scelto questa foto, che è di una vecchia cartolina, perché funziona meglio di molte altre foto che ho trovato in rete del palazzo e di foto che avevo fatto io quando sono stato a studiarlo. Sono fatte dal sotto in su, son proprio bruttarelle. Allora, qui è stato veramente una sfida, perché una decina abbondante d'anni fa, non so se Fernando tu la sai la storia, ma te la racconto, Lionello Puppi
mi dice: "Luca, c'è questo convegno sui rapporti tra Venezia e le Puglie, perché non vieni a parlare a questo convegno e ti occupi di palladianesimo in Puglia?" E io ho detto: "Lionello, porta pazienza, ma parlare di architettura neoclassica in Puglia finché vogliamo, ma trovarci che anche lì ci sia lo zampino del Palladio mi pare un po' difficile. Però senti, proviamo, vediamo cosa ne salta fuori." Fatalità, quell'anno avevo programmato di fare una vacanza in Puglia e quindi dissi: "Ma se c'è qualcosa di palladiano in Puglia, forse ci arriva per il tramite, ancora una volta, del trattato." E quindi, guardando in rete, vedo che ad Altamura, nella biblioteca archivio di Altamura, c'è una copia dei 4 libri dell'architettura originale del 1570, e quindi prendo appuntamento con il direttore e gli dico: "Vorrei vedere questa copia", sperando avessi una nota di possesso. In effetti c'è la nota di possesso, il libro è già lì negli anni ai primi del '600. Quindi evidentemente questo volume arriva, e quindi se lì c'è qualcuno che può in qualche modo far qualcosa di palladiano, è evidentemente un architetto che ha visto non tanto Palladio dal vivo, quanto piuttosto quello che Palladio ha mostrato in forma idealizzata nel trattato, nei 4 libri di architettura. Transitando per Altamura, perché avevo parcheggiato dalla parte opposta del centro, è un piccolina, forse la conoscete anche. Transitando per Altamura, per raggiungere l'archivio, passo di fronte a questo palazzo e dico: "To guarda però, questa idea di questa sorta di pronao incassato nel mezzo, mah, mi dice qualcosa." Però insomma lo guardo con un po' di diffidenza, arrivo in archivio, guardo la copia del trattato, vedo che c'è la nota di possesso, siamo ai primi del '600, sono anche contento. Faccio per andar via e dico al direttore: "Ma senta, ma quel palazzo che sta di fronte alla cattedrale come si chiama?" "Ah", fa lui, "Palazzo Melodia, di Vincenzo Melodia. Siamo al primissimi anni dell'Ottocento e l'architetto è questo Orazio Lerario." Io dico: "Vabbè, grazie, non lo conosco." "Guardi, di questo architetto abbiamo queste 123 tavole inedite", mi sbatte sul tavolo un volumone enorme, 123 tavole inedite, e a quel punto inizio a sfogliarle e ci sono i progetti per il Palazzo Melodia e ci son tante cose di chiaro sapore palladiano, e dico: "Bah, forse questo Palladio lo conosce", anche perché in una relazione sulla vita di Orazio Lerario fatta dal figlio, il figlio dice: "Mio padre era appassionatissimo degli architetti del Cinquecento, Palladio Serlio Scamozzi." "Ah guarda", dico io, "interessante." E poi una delle ultime tavole, la vedete 103, son 123 in tutto, una delle ultime tavole rimango sbalordito, perché l'apro, pianta a prospetto di una nobile casa di villa. Non dice di che villa si tratta, ma ve lo dico io di che villa si tratta, chiaramente tu Fernando l'hai già riconosciuta. Eccola qua, la rivediamo perché è quella di prima. La villa Pisania Montagnana, ma non così com'è fatta, come la vediamo oggi, ma come Palladio la reinventa, perché questa è un'invenzione fatta a posteriori, con questi 2 corpi che si sganciano a destra e a sinistra al di sotto di 2 porte arcuate. La villa però non poteva essere così, anche perché da una parte c'è la strada che passa e poi c'è il fossato a ridosso delle mura di Montagnana, per cui Orazio Lerario che cosa vede? Non certo la villa Pisani come Palladio l'ha costruita, bensì come lui la vede nel trattato. E quindi ancora una volta, esiste il palladianesimo in Puglia? Ho telefonato a Lionello Pupi e ho detto: "Guarda che ho trovato il palladianesimo in Puglia, prenota un aereo anche per me, vengo giù anch'io a parlare." E quindi vedete, modelli di pietra, sì, fintanto che il palladianesimo si diffonde nella nostra regione, ma quando cominciamo ad allontanarci, viaggia molto più facilmente un libro di una persona e allora lì i modelli si fanno di carta. E i 4 libri dell'architettura sono diventati una Bibbia non solo per Thomas Jefferson, ma per moltissimi architetti in molti posti del mondo. Io mi sono limitato veramente a fare una scelta, ma potremmo andare dalla Scandinavia alla Russia, all'Ungheria, alla Polonia e alla Francia e così via. Veramente abbiamo un Palladio diffusissimo in tutto il mondo grazie alla fortuna del suo trattato. Quindi quell'intuizione di Palladio, rivelata sin dal proemio, di scrivere un libro nel quale cerca di promuovere se stesso, beh, lì Palladio con quell'intuizione ci ha visto veramente lungo e ha scritto una delle pagine più belle dell'architettura mondiale. Grazie a tutti.
Bene, allora grazie, grazie Luca. Ci sono domande, curiosità? Ehm, Beh, 2 cose, Woburn Abbey che avete visto, l'abbazia, là era un'abbazia in origine, poi diventa un palazzo, c'era Canova dentro là, le grazie di Canova. Poi Thomas Jefferson è quello che suggerisce agli americani, se volete fare un monumento per George Washington, dovete cercare il vecchio Canova di Roma, ed è lui che promuove questi discorsi qua, perché come è venuto a cercare Palladio in giro, conosce anche Canova e quindi lavora, e nella sua biblioteca ci sono le copie dei 4 libri. Curiosità? Se non ci sono, vi dico che il 27 marzo, quindi fra 2 giovedì, Fernando Rigon, che è fuggito via, parlerà di Jacopo Bassano, I volti degli interpreti. Quindi vi attendiamo per questa occasione, ma soprattutto uscendo, se ci aiutate per raccogliere le firme per riuscire a lavorare nel recupero di questi documenti. Grazie. Grazie.